Oggi un'importante iniziativa che il comune di Rivignano Teore è vicino alle famiglie, soprattutto ai nuovi nati, a 360 gradi. Sì, esattamente, oggi si concretizza il primo vero progetto di amore per l'ambiente. Difatti questa giornata si incastra, questa giornata di consegna di questa pianta nata nel 2014 si incastra proprio nella giornata ecologica di cui tutte le associazioni del nostro territorio unito da un po' di anni fanno, quindi si è abbinato questo duplice diciamo così, sentimento, questa duplice azione all'insegna dell'ecologia, dell'ambiente e dell'amore per il proprio territorio, per la natura. Senta, possiamo dire alla faccia di chi denigra questa fusione? Beh, no, guardi, alla fine del mio intervento dissi appunto che nell'immagine principe della campagna referendaria c'erano proprio due ragazzini che piantavano un albero, questo albero piccolo che poi alla distanza avrebbe dato dei frutti, sarebbe cresciuto e avrebbe creato una foresta. Naturalmente non si ottengono i risultati in tempo breve ma a lunga distanza. Noi pensiamo che con la fusione i risultati li si vedranno nel lungo termine, e io ne sono convinto più che allora. Inizia quest'oggi la giornata ecologica dedicata alla pulizia delle sponde dei fiumi, non solo, insomma la gente ha risposto e il risultato è stato più che positivo. Beh, assolutamente sì, è una giornata bellissima, dato il tempo poi ci ha aiutato e stamattina si stava molto bene fuori all'aperto. È una manifestazione che da anni la facciamo qui a Rivignano e adesso anche nel nuovo comune di Rivignano Teore. Adesso sinceramente era da qualche anno che era stata sospesa in quanto facevamo fatica a trovare rifiuti abbandonati. Devo dire che oggi con grande sorpresa ho trovato abbastanza materiale in acqua, quindi le barche hanno lavorato parecchio, è una esperienza sicuramente da ripetere e devo dire assolutamente è stato interessante vedere poi la popolazione e soprattutto i bambini che hanno aderito a questa manifestazione. Ecco, senza tanti giri di parole, diciamo sviolinate varie che non servono, ancora una volta si dimostra che questo comune unito riesce a essere più avanti rispetto magari a coloro che parlano per dietro. Ma guarda, devo essere sincero, il percorso della fusione, la fusione stessa è stata proprio un'avventura. Oggi a un anno e mezzo, quasi due, insomma, dalla fusione dei due comuni, devo dire che l'unione di queste due popolazioni hanno portato solo ed esclusivamente dei vantaggi. Si è creata un'armonia e una solidarietà tra i due territori dove tutti quanti stiamo remando nella stessa direzione e questo sta portando delle bellissime soddisfazioni e dei buoni risultati, quindi sono veramente orgoglioso di appartenere a questo territorio. Messaggio che quest'anno sta andando bene, un'organizzazione come si dice al top, cosa dobbiamo aggiungere? Sì, ecco, oggi sarà la seconda serata del Gala di danza per l'Unicef, la 20ª edizione, perché da 20 anni che l'associazione Fly Dancing di Rivignano Teore organizza con grande passione questo Gala di danza. La cosa che mi piace è grande passione. Sì, passione per la danza, ma anche una particolare attenzione e amore verso il prossimo, perché queste due serate di gala di danza sono a favore dell'Unicef. L'intero ricavato andrà all'Unicef per un progetto, quest'anno in particolare è la lotta alla malnutrizione in Eritrea, per cui per aiutare i bambini più bisognosi dei nostri. Vuol dire che siete sempre in prima linea quando c'è da fare della beneficenza, no? E della solidarietà. Sì, qui a Rivignano ci diamo molto da fare e siamo molto attivi, sì, difatti anche il Gala di danza è un motivo di orgoglio per la comunità di Rivignano Teore. E in 2 serate abbiamo quasi 1000 spettatori e 300 ballerini, per cui è una grandissima manifestazione sia a livello sportivo, culturale e di solidarietà. E mentre la burocrazia e la spending review la fanno da padrone, c'è un comune che forma, possiamo così dire, un'isola felice. Si tratta di Rivignano Teore, dove spending review e patto di stabilità al momento non esistono. Le parole del sindaco Mario Anzil. Certo, il comune di Rivignano Teore, come dice il nome stesso, è nato dalla fusione
tra i comuni di Rivignano e quelli di Teore ed è nato il 1° gennaio del 2014, quindi giusto un anno fa. E in un anno già possiamo constatare numerosi vantaggi di questa operazione di fusione dei comuni. Vantaggi che sono concreti e sono per i cittadini, cioè noi con meno personale, abbiamo 28 dipendenti per 6.400 abitanti, quindi pochissimi dipendenti, ma con questi pochi dipendenti riusciamo, avendoli messi insieme e non avendo provveduto alla sostituzione di alcuni che sono andati in congedo, ecco, con questo personale non riusciamo a fornire degli ottimi servizi ai cittadini, molto migliori rispetto a prima. E abbiamo fatto tante altre economie, per cui in questo periodo il comune di Rivignano Teore, a differenza di tutti gli altri, a parte che è esente dal patto di stabilità e quindi può spendere i soldi che ha, ma è riuscito a fare delle economie e quindi riesce a fare delle cose, riesce a fare tante opere pubbliche, riesce a fare dei servizi ai cittadini. Quindi possiamo dire che fate scuola voi per quanto riguarda questi ma sì, in un certo senso sì, perché siamo stati i primi, i precursori di questa strada impervia della fusione di comuni, cioè della soppressione dei 2 comuni originari che non esistono più per crearne uno solo nuovo. E però dopo di noi tanti altri sono venuti dietro in questo percorso impegnativo che determina anche la riduzione di amministratori, ma che è sicuramente a vantaggio dei cittadini. In Friuli Venezia Giulia c'è il caso di Valvasone e Arzane, che è appena appunto sorto e che ha seguito la nostra strada, ma in Italia dopo di noi tantissimi altri stanno seguendo questa strada. Purtroppo però in regione c'è una brutta notizia, e cioè c'è questa strana in controtendenza rispetto a tutti i principi e anche rispetto al buon senso, volontà da parte della regione di moltiplicare gli enti anziché ridurli, per cui per 1 milione di abitanti che ci sono in Friuli Venezia Giulia, accanto alla regione che già costa moltissimo e ha migliaia di dipendenti, accanto alle 4 province che restano, vogliono aggiungere 17 mini province, le quali a loro volta si suddivideranno in sotto mini province e poi resteranno anche i comuni. Siete ai tempi in cui si parla di scatole cinesi e di matriosche. Cosa vuol dire per i cittadini? Queste scatole cinesi, queste matriosche, forse consentiranno una moltiplicazione dei pani e dei posti, però sicuramente determineranno disservizi per i cittadini e soprattutto maggiori costi. Noi qui a Rivignano Teore abbiamo provato tutte le forme di aggregazione dei comuni. Penso io di essere un caso unico sicuramente in regione e forse anche in Italia di Cavia, che ha provato le associazioni intercomunali, gli aster, le convenzioni, l'unione di comuni. Noi l'abbiamo provata l'unione di comuni e sappiamo che è una dispersione di energie, di dipendenti che lavorano esclusivamente per alimentare la burocrazia e non per fornire i servizi ai cittadini, e quindi sappiamo che questa moltiplicazione degli enti, questa moltiplicazione di scatole cinesi alla fine determinerà sicuramente costi maggiori e servizi minori. Siamo preoccupati perché adesso stiamo molto bene dopo aver fatto la fusione, ma gli effetti della fusione, se i miei dipendenti li devo in parte conferire alla sotto mini provincia, in parte alla mini provincia e in parte li devo tenere qua, chiaramente si ha ma è evidente a chiunque abbia un minimo di buon senso, si ha una dispersione delle energie e si ha una perdita di risorse, e quindi adesso con pochi dipendenti io riesco a fornire ottimi servizi, fra un po' non lo so più cosa succederà. Auspico, diciamo così, una presa di coscienza da parte del popolo friulano e quindi una ribellione nei confronti di questa ulteriore sperpero di denaro pubblico. Non è più tempo per questi sprechi, per queste cose. Per quanto riguarda invece la situazione di Villa Savorgnano Tellio ad Aris di Rivignano, sappiamo che si sta muovendo in positiva la cosa. Sì, la Villa Savorgnano Tellio è un gioiello, un patrimonio di 2000 anni di storia sovrapposta, un unicum in regione che sicuramente deve essere valorizzato, e quando io mi sono insediato qui come sindaco nel 2009 ho subito compreso che questa villa, che era abbandonata da oltre 20 anni e stava crollando, poteva essere il motore per il sviluppo del nostro territorio, e quindi
la maggior parte degli sforzi della mia amministrazione è stata proprio diretta al recupero di questa villa, coinvolgendo enti, università e naturalmente la regione. Questo percorso finalmente sta trovando una soluzione positiva, perché la giunta regionale ha appena approvato con una delibera di indirizzo l'intenzione di trasferire la proprietà di tutto il complesso della villa e anche dei soldi per ristrutturarla al comune, e quindi questo è un percorso naturalmente condiviso tra regione e comune ed è un risultato molto importante, per la quale a nome della comunità che io rappresento ci tengo a ringraziare in primis gli assessori Peroni e Santoro che hanno individuato questa soluzione, ma anche tutti i loro collaboratori che fianco a fianco agli amministratori e ai dipendenti del comune hanno alla fine individuato una soluzione che dovrebbe completarsi quest'estate con la legge di assestamento, perché è necessaria una norma di legge per prevedere questo trasferimento, ma che finalmente potrebbe portare, dopo quasi 30 anni di abbandono, a degli interventi concreti per il recupero di questa villa, che è di questa comunità, ma è dell'intera comunità regionale, e all'intera comunità sarà naturalmente offerta una volta ristrutturata. Senta, una volta ristrutturata, poi cosa verrà fuori? Dunque, l'obiettivo è quella, come dicevo, di farne il motore dello sviluppo del nostro territorio, di tutto il fiume Stella. La villa si affaccia su un'ansa del fiume Stella, era un castello medievale, era un insediamento romano ancora in precedenza. È stata una fabbrica prima della rivoluzione industriale, una fabbrica per il commercio del sale, una cosa veramente unica, e quindi deve ricollegarsi alla sua storia, e però deve essere immersa nell'epoca in cui verrà utilizzata, e quindi sarà sicuramente il centro di tutto il fiume Stella, quindi del parco ora comunale del fiume Stella, ma poi stiamo lavorando a un parco archeologico nazionale che comprenderà tutti i comuni rivieraschi del fiume Stella, e all'interno questa villa tra l'altro è stata la casa di Lucina Savorgnan, che noi sappiamo essere la vera Giulietta, perché da Porto, quando ha scritto la novella Giulietta e Romeo, che poi è arrivata a Shakespeare, si riferiva alla storia d'amore sua e di Lucina Savorgnan che visse in quella villa lì. Quindi è un complesso pieno di storia e deve essere aperto. Insomma, noi adesso stiamo riflettendo su possibili utilizzi. Certamente già ora celebriamo diversi matrimoni e abbiamo richieste da tutto il mondo per potersi sposare lì, quindi sarà un luogo sicuramente in cui il comune terrà alcuni uffici dello Stato civile per consentire lo svolgimento di decine se non centinaia di matrimoni ogni anno, e poi lì sarà anche il centro di tutti i ritrovamenti archeologici che in questi tempi, in questi ultimi anni sono stati fatti all'interno del fiume Stella. Ci sono già oltre 700 i reperti importanti trovati nel fiume Stella, ci sono 2 relitti, uno di epoca romana e uno medievale, che sono unici al mondo per tecnica di costruzione. Noi già uno di questi è ospitato nei magazzini del sale di Villa Otelio, e lì potrà essere ristrutturato, e quindi diciamo questa destinazione a museo però vivo, dove si restaurano gli oggetti e dove si può assistere a questo recupero, sicuramente potrà essere una delle destinazioni. La nostra intenzione è anche quella di replicare questi modelli unici di imbarcazioni romane e medievali, quindi una sorta di falegnameria storica, per poi poterli vedere com'erano di fatto, e anche poterli provare sul fiume facendo un viaggio nel tempo e ritornando all'epoca di migliaia di anni fa, perché gran parte del fiume Stella, se lo si naviga, è rimasto assolutamente incontaminato come era secoli fa. Possiamo dire cuore pulsante per far ripartire anche un'economia del territorio. Certo, la sfida futura, anche in periodi di difficoltà del manufatturiero, è quello di coniugare la tutela e la valorizzazione di risorse ambientali, per fortuna salvate per secoli, con il loro sviluppo e quindi con il ritorno da un punto di vista turistico e quindi economico. Non per essere ripetitivi, ma il vostro comune è un laboratorio a cielo aperto? Sì, è un laboratorio nella quale si sono potuti confrontare in questi ultimi anni tantissimi professionisti, le eccellenze, perché
Noi non dobbiamo dimenticare che il popolo italiano e anche friulano per secoli ha rappresentato delle eccellenze nel campo delle arti, della letteratura e ancora offre delle eccellenze, bisogna saperle valorizzare, e qui è stata una palestra per tanti professionisti proprio per confrontarsi. Non a caso diverse università hanno dei progetti e qui vivono per un periodo dell'anno tanti studenti che provengono da Venezia, da Udine, da Trieste, da Padova, insomma, ma anche dall'estero, perché sul fiume Stella lavorano anche università australiane e americane insieme a quelle nostre friulane, quindi davvero una palestra dove tante eccellenze si possono conoscere e confrontare, e questo non può che portare al territorio un vantaggio. Il paradosso è che quello che per secoli, essendo inutilizzabile, appariva come uno svantaggio, parte del nostro territorio non è stato utilizzato per secoli, adesso può diventare un vantaggio. Infatti gran parte delle anse del fiume Stella, che è un fiume esondabile e quindi circondato da boschi allagati, ecco, gran parte di questi territori sono assolutamente inesplorati e inaccessibili all'uomo. Questo era forse uno svantaggio nei secoli scorsi, in cui il territorio doveva essere antropozzato e sfruttato, ora può tornare a essere un vantaggio perché è rimasto, come dicevo, incontaminato per secoli, e quindi può rappresentare un'occasione unica di ritorno nel tempo e quindi di coniugare la salvaguardia del territorio con l'utilizzo economico dello stesso.